Il Veneto paga ma non riceve. Paga tasse e non riceve servizi. Lo dicono i numeri, lo denuncia la giunta regionale che lancia un messaggio allo Stato. Il tempo è scaduto, le risorse devono tornare a nord-est. Il Veneto dà sempre più soldi e ha sempre meno ritorno in servizi. Quindi purtroppo la spesa pubblica improduttiva di questo Stato si sta mangiando i sacrifici che stanno facendo soprattutto 4 regioni in Italia, Lombardia, Veneto, Emilia e Piemonte, e questo non va assolutamente bene. I numeri del Dipartimento delle Finanze sono chiari e impietosi. Il Veneto versa 70 miliardi all'anno di tasse, mentre dallo Stato ne tornano 50 miliardi. Un gap di 20 miliardi di euro talmente evidente da balzar subito agli occhi. Solo tra IRPEF ed IRAP i veneti consegnano al fisco qualcosa come 16 miliardi di euro. Vi faccio un esempio che un amico sindaco mi ha fatto l'altra sera. Se il Veneto un anno fa usciva una volta al mese per mangiare la pizza e qualche altro comune e qualche altra realtà andava fuori 2 volte alla settimana a mangiare la pizza, in questo momento col taglio lineare il Veneto se ne esce ogni 2 mesi, mentre gli altri continuano almeno una volta a settimana a festeggiare. Così com'è non va bene e la politica di tagli lineari va assolutamente rivista. Il Veneto, nonostante i tempi bui per il fisco, continua a essere una delle locomotive del paese. Contribuisce a creare reddito il 72,3% dei cittadini contro una media nazionale del 68,4%. Le donne presentano il 47,3% delle dichiarazioni dei redditi. 443.000 le aziende del nord-est che fanno girare il motore dell'economia. Fondamentale, ancora, la piccola e media impresa, nonostante il calo dell'IRAP a causa della chiusura di molte attività colpite a morte dalla crisi. La morale è che purtroppo in questo Paese c'è molta spesa pubblica improduttiva e specialmente i comuni del Veneto stanno facendo veramente i salti mortali per far quadrare i bilanci dei propri comuni.